Le mucche, le mucche. La. Ecco, finiva la festa adesso. Minchia si stringeva questa. Bestia. Io, che cazzo ti ha creato? Raga, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Siamo sotto il Cima Grappa, la prima volta che lo faccio, sono in compagnia di mio zio. Adesso partiamo. E adelante. Ho perso mio zio, penso torna a mio zio, perfetto. E ora militari. È la prima volta che vengo queste zone qua, quindi non conosco la strada, non conosco i tornanti, non so come cazzo sia. Idem mio zio non lo sa, perfetto. Siamo praticamente nelle zone di trincee dove c'è stata la guerra. Infatti andremo a vedere il cimitero, se non ho capito male, dei caduti, che è tipo stra enorme, dopo vi faccio vedere. La cavazzetta aveva tagliato la curva, maledetta, che cazzo ti ha creato? Ma io che cazzo ne so? È bello che invece mi fa vedere di fare boom 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 ogni curva. Primo tornantino. Sì, io metto le mani avanti, non è un video molto parlato come tutti gli altri che state vedendo sulla serie cosa vuol dire uscire con noi. Che, spoiler, penso che prima di questo video qua siamo già arrivati alla 34esima, 35esimo episodio. Guarda come si fa sulla strada, poi guarda che paesaggi, è atomico. Mi si sono già chiuse le orecchie, oltre che i coglioni. What? Che bello, ogni potto, ogni cambiata. Secondo tornantino. Ma sì, non sono venuto qua sopra per correre o fare il mongolo. Sono qui per chillarmela, godermi la giornata. Anche perché già stamattina, non è che stamattina, pomeriggio ho piegato stamattina, quello era un buco della trincea. Dicevo, è stato un incidente, adesso vedete sicuramente la clip. Che cazzo è successo qua? Oh, passi. Che tega. Quello si è fatto un fottio di male assurdo. Inizia a fare un po' di freschetto, 13 o 14 gradi, non mi ricordo neanche più. Spettacolo. Spettacolo. Guarda che roba. Minchia, è un continuo destra e sinistra qua. Bestia. Comunque, come avevano detto, non è larghissima come strada, però cazzo che figata. No beh, fioi, parliamone. Pazzesco. Viva il Veneto. Non ho letto il numero del tornante. Io ho anche la gomma praticamente finita nella parte centrale. Quinto, sesto. Stringi. Che cazzo è, una curva continua? Porca troia! Minchia si stringeva questa. Comunque saliremo su fino al Cima Grappa, non faremo la stessa strada di ritorno ma scenderemo dall'altra parte. Sti cazzi. Per poi ritornare su e andare a vedere sempre un altro tipo museo, barra, che cazzo c'era scritto. E se non c'erano ste cazzo di macchine qua davanti mi facevano anche piacere. E Nacoid. Attenzione, quelli col deltaplano. Mio zio prende coraggio e supera. Adesso qua è tutta una curva, quindi si va a prendere un piccolo pezzo di treno e tirare una verta. Chi è che se lo ricorda mio zio? Su qualche video fa, forse i più veterani, forse il video quello più vecchio risale ancora a tipo il Passo Rest sui Friuli, una roba del genere. Parliamo alla bellezza penso di almeno 2 anni fa. Bello che l'hanno risaltata. Poi questa mi sono cagato in mano, in striscio, tutto quanto mi sono cagato in mano veramente. Ottavo tornante, bello.
Io non mi fido molto da più di colpo perché, ripeto, ho la gomma leggermente finita. Spettacolo sta strada, spettacolo. Aspetta che non vedo più quell'altro. No, no, tornante. Ok, eccolo qua, perfetto. Sto godendo abbastanza bene. Detta così può essere brutta, però è la verità. What the fuck? Cima grappa e continua a scodarmi, porca troia. Mica guarda come che si intorcola. Ecco, finiamo la festa adesso. Siamo quasi arrivati. Ehi là. Qua fa un po' freschetto. Giusto un pelo. Che belli questi paesaggi, porca troia. Altro che come Dio caro, quasi un'ora fa in mezzo al traffico a bestemmiare. Scherza. E purtroppo abbiamo fatto quella pausa caffè barra birra barra quel cazzo che era. Non esageriamo, non esageriamo. Vedete? Buchi delle trincee. Queste sono completamente tutte trincee. In mezzo al bosco. E fa sempre più fresco. Sempre il colmo che ho parlato adesso per tipo mezz'ora più o meno e il microfono non andava come l'altra volta. Se non bestemmio, guarda. Ponte San Lorenzano, San Lorenzano, che cazzo ho letto? San Lorenzo, vaffanculo. Oh, poi come cazzo ho scodato, voi non lo potete percepire. Da quella signor, non la prendo. La. Ho perso mio zio, perso mio zio. Dove sei finito? Ok, qua. Guardate come che diventa un serpente. Macchinina, dove vai? Ma io che cazzo ne so? Potrebbe levarsi dal cazzo. Non si leva dal cazzo. Poi. Caprette! Facciamo il pecorino. Dai che siamo quasi in cima, Guardate che spettacolo! Atomico! Bellissimo! Non vedo mio zio! Zio! È arrivato mio zio! Le mucche! Oh! Le mucche! Dai! Non vedo, adesso vedo! Spettacolo di posto! Mucche! Giusto un po' di mucche! Un po' di mucche! Mucche! Andiamo bene! A quelli con lo scooter là, barra Vespa, barra... non si è capito che cazzo era. Come cazzo l'ha fatto venire qui qua su? Noi che ha fatto fuori tutto. Soldino. Si sale ancora e fa sempre più fresco. Ora ecco 14esimo tornante, le mucche che dormono. Ciao bro. Spettacolo. Ok, adesso fa palesemente freddo. Sempre macchine in mezzo ai coglioni. Aspetta che qua siamo arrivati praticamente. Adesso devo capire dove cazzo è che si va. Bene,
Che robetta. Perché fai una foto. Aspetta che buio qua. Oddio. Fearless.